Tuccio nell'ambito di questo servizio? C'è opposizione alla domanda. Se può chiarire, io inviterei, per ciò che mi concerne, il signor Pubblico Ministero a chiarirne i motivi, perché francamente mi sforzo ma non riesco a individuarli. Le responsabilità penali dovrà stabilire questa Corte, avvocato. Mi scusi, continuo a non capire. Il Tuccio è imputato, c'è stato un servizio di intercettazione, è imputato di associazione di stampo mafioso. Io chiedo se nell'ambito di queste telefonate sono emersi elementi indizianti a carico di Tuccio Salvatore. Ma che tipo di opposizione che deve fare il test, avvocato? Ma quale valutazione? Scusi, sono emersi elementi indizianti relativi a fatti costituenti reato. Che valutazione c'è? Possiamo chiedere al test se in esito alla telefonata è stato denunciato per qualche illecito penale, avvocato, se la interessa. Che vuol dire? Possiamo dare lettura delle trascrizioni? Diversamente. No, lettura non è necessaria perché sono soggetta a trascrizioni. Siccome, mi scusi, allora chiarisco meglio. Siccome si è data la stura e io non ho fatto opposizione, così diciamo, poc'anzi è stato chiesto dal rappresentante della pubblica accusa qualcosa che riguardasse il contenuto delle intercettazioni. La qualcosa, signor Presidente, credo che già in linea di tecnica processuale è sindacabile, poiché le intercettazioni sono conoscibili solo attraverso le trascrizioni. Solo per abbreviare, non è perché verteva sull'ascolto la testimonianza, ma è sull'oggetto, cioè se questo ha dato sbocco. Lei può chiedere se ha dato sbocco proprio l'ascolto e chiediamo allora, signor Presidente, chiediamo se ha dato sbocco. Rapporto. E allora chiediamo se ha dato sbocco, Presidente. Se c'è stato un... Ma mi pare che siano... Se hanno rilevato degli illeciti. Mi pare che... Chiediamo... No, Presidente, perché quello... Signor Presidente, allora, mi scusi. Allora, per troncare, diciamo che come è stata posta la domanda non è ammissibile. Veda lei di farle. Chiedo scusa, Presidente, solo per la precisione. Il Pubblico Ministero aveva chiesto se da quelle utenze intercettate avevano sentito parlare Tuccio Salvatore. Non ha chiesto del contenuto delle intercettazioni. Sì, allora, signor Presidente, rifaccio la domanda in questi termini. Ispettore Buccetti, le è stato chiesto poc'anzi il motivo sulla base del quale avete ritenuto di richiedere la intercettazione della ditta Malia, e lei ha risposto facendo un riferimento ad un nominativo di soggetto che in quel momento credo fosse latitante. E in questo senso hanno dato uno sbocco a queste intercettazioni? No, la ringrazio. Pubblico Ministero? Chiedo scusa, Ispettore, quando è stata inoltrata la richiesta di intercettazione, ci può dire per quale reato è stata inoltrata la richiesta stessa? La richiesta è perché noi abbiamo avuto attraverso una fonte. No, per quale reato? Quale reato fu indicato nella richiesta? Era per la cattura del 416 bis, per la cattura di Aldo Ercolano. Ricorda lei esattamente che il motivo era questo? Sì, questa è la prima richiesta che fu fatta sulle due utenze telefoniche, sì. Non come ricerca latitanti, immagino, perché... Come? Non come ricerca latitanti, però. Cioè la richiesta è stata inoltrata per il delitto di cui è l'articolo 416 bis. Perché noi ritenevamo, secondo la fonte, che lui potesse avere contatti con Aldo Ercolano e quindi addivenire alla cattura di Aldo. Lui chi? Chiedo scusa. Tuccio Salvatore potesse venire e avere contatti con Aldo Ercolano. E quindi si è indicato come reato ipotizzabile quello di cui è l'articolo 416 bis? Sì. Grazie. Possiamo licenziare il test oppure lo appartiamo per le dichiarazioni dell'imputato Tuccio? Non occorre. Allora può andare, ispettore, grazie. Vogliamo sentire
Ci sono delle dichiarazioni spontanee? Sì, però nel frattempo Sì. si può... No, Presidente, i pubblici ministeri, tenuto conto che già ispettore Fuceti e Fonti hanno riferito, crediamo in modo esauriente sull'argomento, rinuncerebbero per maggiore speditezza dei lavori all'esame del brigadiere Amore Paolo, che quindi potrebbe essere congedato, ovviamente se la difesa non ha nulla da opporre. Nessuna osservazione? Allora si può congedare il teste, Brigadiere Amore Paolo della DIA. se lo vogliono mettere al corrente. Allora, la regia mi dovrebbe dare la linea sulla sesta cella di sinistra e il signor Tuccio dovrebbe parlare quanto più vicino possibile al microfono. Prego. Signor Presidente, faccio presente che io ho una figlia che si chiama Amalia e in suo onore la Regione Toscana della Valle SRL è stata fatta solo esclusivamente in suo onore. Non ho niente da nascondere, non sono voluto dalla Valle SRL, ma sono socio effettivo che nelle prossime udienze, se lei lo riterrà opportuno, vedrò tutti i particolari. Faccio presente che al mio primo interrogatorio dal pubblico ministero Zucchero nel procedimento Siglos ho fatto presente che io sono socio della Varia SRL. Grazie Presidente. Prendiamo atto. Per quanto riguarda quello che lei ritiene utile per la sua difesa, potrà concordarlo col suo difensore e quindi prendere le determinazioni che vorrà. Prossimo teste. Il brigadiere Castiglione. Perché? Qual è il problema? Facciamo questo prossimo atto istruttorio, dopodiché sospendiamo. Brigadiere Castiglione, si accomodi. Buongiorno. Le sue generalità, nome, cognome, luogo, data di nascita e l'ufficio dove presta servizio, brigadiere. Allora, 2960, Centuripe, Piazza Verde, numero 8, Catania. Si deve avvicinare. La formula del giuramento dove è finita? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nella mia deposizione, mi impegno a dire l'autorità non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Pubblico ministero. Maresciallo? Prego, sì, maresciallo. Lei presta servizio... Scusi, si dovrebbe avvicinare il microfono, lo tiri verso di sé. La base, avvicini la base del microfono. Si avvicina ancora di più. Maresciallo, dove presta servizio? Piazza Verga numero 8, comando provinciale Carabinieri. Volevamo sapere da lei se si è occupato di attività di appostamento e osservazione a seguito di telefonate intercettate intercorse tra il colonnello Morelli
l'ex colonnello Morelli e l'ex generale Schettino dei Carabinieri. Sì, mi ricordo che mi hanno chiamato a supporto a un appostamento, in quanto era sopraggiunta una telefonata in quale c'era il Morelli con lo Schettino, si era messo d'accordo per parlare. Al che lo Schettino scese giù a Catania, mi ricordo, in mattinata, e col presupposto doveva ripartire nel primo pomeriggio. Al che abbiamo fatto il piccolo appostamento all'aerostazione di Catania, dove abbiamo visto che c'era una lanciatema scortata a poca distanza da una macchina della Celere. E dalla lanciatema è scesa una persona, credo che sia l'autista, è entrato dentro l'aerostazione e è andato a prendere lo Schettino. Dopodiché è stato accompagnato presso la sede della Celere in via San Giuseppe l'Arena, non mi ricordo. Tanto per intenderci, la Celere che cos'è? È un istituto di vigilanza che opera qua nella città di Catania. E ricorda se questa società si occupava della vigilanza di qualche stabilimento industriale? Che io sappia sì, aveva una sicurezza, mi sembra, all'interno del Sigros. Sa collocare nel tempo questo appostamento da lei fatto? Collocare il tempo credo che sia stato nel inizio marzo 91. Ricorda di aver partecipato ad altri appostamenti sempre in relazione alle intercettazioni telefoniche intercorse? Da parte mia è stato solo questo appostamento, perché poi i colleghi hanno proseguito in altro appostamento che io sappia. E in particolare lei ricorda l'aereo dal quale scese il generale, se era un aereo di linea o un aereo privato? Ascolti un attimino, il giorno che ho fatto l'appostamento io era un aereo normale, difatti mi sembra che ripartì verso le 15 e qualche cosa, però ho saputo più in là che lo stesso Schettino ha usato un aereo privato, mi sembra un aereo privato della ditta Sigros o Rinascente o roba varia. E di questo, viceversa, di questo appostamento chi se ne occupò? Mi sembra che sia stato il maresciallo Garofalo, che adesso mi sembra che sia stato trasferito nelle parti del nord, Roma, Napoli, quelle zone là. E solo il maresciallo? Mi sembra che il diretto interessato sia stato lui, non ricordo tanto bene, nel 91. Non ci sono altre domande, Presidente. Controesame? Possiamo licenziare il test? Può andare, maresciallo, grazie. Ci sono altre testimonianze brevi come questa? Sì, Presidente, ci sarebbe la testimonianza di Reciti alla quale potremmo anche rinunciare, anzi dichiariamo di rinunciare alla testimonianza del maresciallo Reciti sempre che la difesa non abbia opposizioni e quindi chiederemo che venisse appunto congedato in modo che possa ritornare al servizio. Chiediamo invece che venga esaminato il maresciallo Vinci Corrado. Allora, l'ufficiale giudiziario può provvedere a licenziare il maresciallo Reciti, a introdurre se sono più lunghe le testimonianze facciamo pausa ora. Facciamo la pausa di un'ora oppure la pausa di 10 minuti? Ma arrivato a quest'ora facciamo la pausa di un'ora, direi, e riprendiamo alle 14. No, non è un'ora, perché sono... Un po' meno, 3/4 d'ora, riprendiamo alle 14. Si può fare di mattino, vero? Introduciamo Di Martino. Maresciallo Reciti può andare,
Mi scusi, lei è il signor? Le generalità complete, per favore. Dove risiede, signor? Va bene, vuole leggere la formula? Non nascondere nulla davanti alla mia conoscenza. Pubblico ministero. Signor Di Martino, che attività lavorativa svolge? Io svolgo l'attività di autotrasporti ed ho una concessionaria auto. Ci può dire la ragione sociale della concessionaria? Comersud SPA. Quali veicoli commercializza? Veicoli industriali. Di qualsiasi marca? No, solo Mercedes. Nuovi ovviamente, poi usato di qualsiasi marca. Lei conosce la società Merid? Certo, la Comersud ha una partecipazione alla Merid di una percentuale. Ci può indicare la percentuale della Merid? 20%. Lei, signor Di Martino, ha mai trattato per l'acquisto o per la locazione il capannone già appartenuto alla Birra Messina? Sì. Ci può indicare quali furono i termini della trattazione? Dunque, i termini della trattazione furono questi. Nel 1990, se non erro, abbiamo saputo attraverso un nostro amico di Messina, un trasportatore che lavorava con la Birra Messina, che si vendeva questo immobile. A noi interessava, assieme ad altri, diciamo così, all'altro socio, perché poi è una società questa, per un deposito dell'Enichem che dovevamo fare, avevamo già un rapporto così, un pourparlers. Dopodiché abbiamo trattato con la Birra Messina e ho trattato io all'inizio, poi dopo abbiamo comprato questo immobile come società. La società si chiama Trasporti Industriali. Il prezzo di acquisto? Il prezzo di acquisto mi pare che sia 4 miliardi e mezzo. E quei rapporti quindi con l'Enichem come andarono a finire? I rapporti con l'Enichem, niente, dopodiché hanno cambiato la strategia. Noi non è che l'abbiamo comprata apposta per quello, ovviamente, anche per quello. Dopo, diciamo che la strategia dell'Enichem non è andata per quel verso, ci prolungavano, eccetera, e quindi dopo abbiamo ricevuto delle offerte direttamente dal Sigrosso. Anzi, prima mi telefonò il signor Perlizzi per sapere, insomma, se eravamo intenzionati ad affittare eventualmente l'immobile al Sigrosso. Ha telefonato a me personalmente, io ho detto di no perché ancora non si sapeva quel discorso dell'Enichem. Poi a distanza di qualche mese sono venuti ancora alla carica, poi ha trattato tutto l'amministratore, il signor Grasso, l'amministratore della società, per i contatti col Sigrosso, prezzo e varie cose. L'avvocato Menza lei lo conosce? Certo, è il mio legale. Si ricorda se per quella trattativa col Sigros l'avvocato Menza ebbe un ruolo? La trattativa del Sigros per l'acquisto dell'immobile, sì, è venuto con me a Milano, eravamo io, lui e questo signor Lucchese, che è la persona che ci presentò alla direzione della Birra Messina. E abbiamo comprato questo immobile. L'immobile a chi risulta intestato esattamente? Adesso, subito dopo che abbiamo fatto il rogito, risulta intestato a una società Trasporti Industriali. La società Fratelli Di Martino? La società Fratelli Di Martino. Di cosa si occupa? Di trasporti. E dove ha sede? Ha sede a Catania, adesso è la zona industriale, prima in via Zia Risa. Adesso da poco tempo siamo alla zona industriale, Sesta Strada numero 8. Ci può indicare più dettagliatamente i nomi dei soci? I nomi dei soci, sì, li posso indicare. Siamo tutti noi,
i soci diciamo, sono due società finanziarie che a sua volta poi siamo soci noi fratelli. Ci può indicare i nomi delle società finanziarie? Sì, le denominazioni? È un Fratelli di Martino, una Findi SRL e una Fratelli di Martino SRL. Sono le due proprietarie della SPA, perché la Fratelli di Martino è una società per azioni che il pacchetto azionario viene posseduto da queste due società. E questa società ha mai operato nel porto di Catania? Non ho capito. Nel porto di Catania questa società ha operato? Per il carico, scarico merci? Noi come società abbiamo, scarico e carico merci pochissimo, raramente. Operiamo nel porto perché imbarchiamo i mezzi con l'intermodale, con le navi che fa Catania-Ravenna e Catania-Genova, Livorno, con la Tirrenia e l'Adriatica. Lei ricorda se a Catania hanno sede altre ditte che si occupano di trasporti? Cioè a Catania che si occupano di ditte di trasporti? Sì. Ce ne sono diverse. Ce ne può indicare qualcuna? Ma c'è Ricciardello, c'è la Comet, c'è l'Avimec, Sud Trasporti, e ancora ce ne sono, Italtrade. Quelle che mi sovvengono così, poi ce ne saranno anche altre. Voi avete avuto rapporti di affari o di lavoro comunque con la ditta Avimec? No, diciamo rapporti di lavoro no, tranne che hanno avuto, loro lavorano anche con l'Enichem come Avimec e quindi noi siamo convenzionati con l'Enichem, quindi facciamo più o meno lo stesso lavoro, ecco. I locali, la Comer, quando ha iniziato a operare? La Comer ha iniziato a operare nel 79-80, 1979-1980. E l'acquisto, diciamo, o la disponibilità dei locali dove opera fu operato in quello stesso anno? Sì, perché era già di proprietà della società che c'era, poi l'abbiamo rilevato. La vecchia società qual era? Sempre la Comersud. Comersud. Sì. E voi in quell'occasione avete acquistato anche i macchinari o tutto quello che già faceva parte dell'azienda, diciamo? Macchinari, quello che c'era, perché abbiamo rilevato, cioè l'azienda è nata sempre come Comersud con un mio cugino, di Martino Giambattista, eccetera. Dopodiché lui se ne è uscito e la proprietà è diventata dalle nostre società. Ci può dire quando sono state acquisite le quote della Merid? Le quote della Merid suppongo che siano state nel 1985, se non erro. 85, 84, 85, adesso preciso non me lo ricordo comunque. Comunque da quando è iniziata la società, la Merid. Sin dall'inizio della società? Sì, sin dall'inizio noi siamo entrati soci. Ricorda se la Merid è stata oggetto di richieste estorsive? No. Anche perché io non la vivo la Merid completamente. Non? Non la vivo, non E chi sono gli altri soci della Merid? Gli altri soci sono il dottore Russo e il cavaliere Ferdinando Iacona, che io sappia. E poi c'è un altro russo che è il fratello con una quota minoritaria, mi pare. E lei quindi nessuno le ha parlato di richieste estorsive? No, mai. Lei ha subito nel corso dell'attività di concessionario della Comer, come Comersud è la concessionaria? Comersud è la concessionaria veicoli industriali. Ecco, ricorda di aver subito attentati? Sì. E in particolare che cosa? Ma abbiamo avuto qualche telefonata di estorsione eccetera, poi hanno messo una bomba
qualcosa del genere, però parlo per l'83, 84, 85. E dove si trovavano questi capannoni? Vicino all'aeroporto. L'epoca? Credo che sia 84-85, adesso non vorrei, con le date io... Si trovavano dei capannoni all'interno, dei macchinari all'interno del capannone? Di quale capannone stavo dicendo? Questo capannone dove vi fu un attentato dinamitardo? No, c'erano delle vetture, furgoni, Mercedes all'esterno, non c'era macchinari in che senso? Una macchinaria ce abbiamo l'officina. Chiedevo, cioè, se lei ha parlato di minacce, mi pare che ha parlato anche della collocazione di qualche... cioè queste intimidazioni in che cosa si sono concretizzate? Questi? Intimidazioni? No, niente, hanno fatto qualche telefonata e poi hanno messo una bomba che non è niente, le dice niente? No, niente, nel senso che poi abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri eccetera e poi da allora... ma sono stati provocati danni? No, per questo mi riferivo a niente nel senso di danni che non ce ne sono stati. Cioè, c'era un furgone lì vicino ma non ha fatto... Ma non abbiamo avuto nessun danno. L'ordigno è esploso? Oppure? Non è esploso come doveva esplodere, suppongo io, perché così ci hanno detto i carabinieri. E dopo queste richieste queste richieste telefoniche, l'ordigno, lei non ha pagato niente? Dopo non abbiamo avuto nessun'altra... Sì, poi hanno telefonato una settimana, poi dopo il maresciallo, adesso mi ricordo quello del carabiniere di Zia Risa, eccetera, ci ha seguiti un tantino e poi non hanno più chiamato. Un'altra domanda. Controesame? Nessuna domanda, possiamo licenziare il testo, può andare, grazie. Può andare. Allora sospendiamo per un'ora e riprendiamo alle 14:30, va bene? Solo una richiesta. Sì, può andare signor Di Martino, lei può andare. È stato nel corso della deposizione di alcuni testi più volte indicato Miceli Antonio, che era coimputato in procedimento connesso perché arrestato nel corso dell'operazione Orsa Maggiore, indicato sia ai fini dei rapporti con il Tuccio Salvatore sia anche ai fini della gestione di società che trovavano la loro collocazione nella stessa sede o comunque nello stesso contesto della Amalia SRL. Era, ripeto, coimputato in procedimento connesso e quindi chiede l'ufficio del pubblico ministero che l'ammissione del Miceli Antonio quale imputato in procedimento connesso nel presente procedimento. Osservazioni? Sì, Presidente, osservazioni. C'è ferma opposizione da parte del difensore, Presidente, perché la dilatazione dell'articolo 195 è d'accordo e nei sensi indicati dalla Corte, però dilatazione del 195 non vuol dire abolizione delle norme che regolano l'accesso alla prova, signor Presidente. Ed allora, Miceli Antonio era imputato in questo procedimento, ha scelto ed è stato ammesso a giudizio abbreviato al momento dell'udienza preliminare, ragion per cui nei termini previsti dalle norme procedurali, quindi nei 7 giorni, andava, ove se ne ravvisavano delle necessità dal punto di vista dell'accusa, ritualmente indicato in lista con il relativo articolato. La necessità dell'audizione, signor Presidente, non nasce oggi, ma nasceva, sarebbe dovuta nascere eventualmente illo tempore, signor Presidente. Quindi dico, credo che questo criterio del fatto che un teste possa avere ingresso in questo processo sol perché labialmente chiunque sale sul pretorio fa un certo nome, io credo che sia
sia arrivato il momento di porre a questo criterio un fermo ridimensionamento. Quindi c'è opposizione sotto questo profilo all'ingresso nel presente procedimento del Miceli. Tra l'altro, signor Presidente, non è dato neppure cogliere la eccezionalità, l'urgenza, la improcrastinabile necessità di sentire il Miceli. Quindi, signor Presidente, reiteriamo ferma opposizione. Vuole il pubblico ministero puntualizzare l'articolato di prova sul quale dovrebbe volevo essere... soltanto rilevare che per gli imputati di reato connesso la più avvertita giurisprudenza non ritiene che ci sia un termine di decadenza nella indicazione della lista testimoniale. Peraltro voglio far presente che nella relazione e né peraltro nella indicazione dell'articolato di prova. Peraltro voglio far presente che i pubblici ministeri nella esposizione introduttiva avevano fatto riferimento alla necessità di esaminare tutti gli imputati di reato connesso la cui posizione era stata stralciata o per l'adozione del rito del patteggiamento o comunque per l'adozione del rito abbreviato perché erano usciti, diciamo, di scena ancora prima. L'esame dell'imputato di reato connesso Miceli credo che sia necessaria perché proprio dall'esame dei testi ispettori funzionari della DIA che abbiamo esaminato oggi abbiamo colto i rapporti tra alcune società tra loro e con la Maglia e con la Matura. Si è fatto riferimento alla esistenza di soci che contemporaneamente erano soci di una società e dell'altra e credo che il Miceli, che appunto si trova in una di queste situazioni, possa essere persona che possa dare indicazioni sui collegamenti della società Amalia, tenendo conto che il Tuccio risponde di un reato specifico che è indicato nel capo di imputazione. Peraltro dico, le dichiarazioni del Miceli sono agli atti del fascicolo del pubblico ministero. Signor Presidente, e lo sono sempre stati. Signor Presidente, mi scusi, una puntualizzazione, la ringrazio. Profilo tecnico non mi trovo assolutamente d'accordo. L'avvertita giurisprudenza fa riferimento all'eventuale non rispetto del termine dei 7 giorni, ma ribadisce la recentissima giurisprudenza la assoluta obbligatorietà di indicare in lista l'imputato di reato connesso. Non v'è, secondo alcune sentenze di legittimità, l'obbligo e quindi la necessità del rispetto del termine di decadenza, ma non che in questo modo si possa evadere l'obbligo di indicare in lista. La posizione poi, signor Presidente, del Miceli era definita già da tempo, quindi l'esposizione introduttiva è già un momento assolutamente tardivo. Miceli ha chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato in sede di udienza preliminare, che ovviamente è avvenuta in un tempo assolutamente pregresso rispetto all'inizio di questo procedimento. Terzo e ultimo profilo, signor Presidente, nel merito, mi scusi la stereotipista, terzo e ultimo profilo, signor Presidente, nel merito, abbiamo sentito accennare ad il Miceli come cointeressato alla ditta, all'idea poi fallita e nel cui capannone sarebbe subentrato tramite la legittima mediazione della curatela fallimentare la Maglia. Quindi non vedo assolutamente la connessione col tema probandum, quindi insistiamo per il rigetto della richiesta del PM. La Corte si riserva e ci rivediamo alle 14:30. Grazie. Si accomodi, la prego. Si avvicini al microfono. Buongiorno. Si dovrebbe avvicinare al microfono. Un po' più. Ecco, perfetto, sì. Ora lo dovrebbe alzare. Dovrebbe alzare il microfono in modo da orientarlo verso la sua persona. Va bene. Le sue generalità, per favore. Virginio Gianfranco, nato a Firenze l'8 dicembre del 39 e residente a Milano. Bene, se vuole leggere la dichiarazione che è appunto sul foglio. Sono consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia
Adesso ascolti le domande del pubblico ministero e risponda parlando quanto più possibile vicino al microfono. Il pubblico ministero può procedere. Quale carica ricopre nell'ambito del gruppo La Rinascente? Io sono dirigente responsabile dell'area food. Ero, diciamo, perché ora non sono più Rinascente da luglio. È passato ad altro gruppo oppure... Sono sì, nel settore analogo. Cioè in un altro gruppo? In un'altra azienda, sì, completamente in un'altra azienda, in un altro gruppo. E quando era nel gruppo La Rinascente, questa attività da quanto tempo e sino a quando l'ha svolta? Io sono entrato in Rinascente in settembre dell'88 e sono uscito in luglio, del... E quindi si occupava dell'area sud con riferimento... dell'area food, area alimentare. Scusi. Sì. No, ora ho capito bene. Praticamente io ero responsabile dei supermercati, tanto per essere pratici, semplificare, sì. Dei supermercati e degli ipermercati in Italia, no? E precedentemente ero in Barilla. Lei sa indicare chi è il capo, cioè colui che si occupa della sicurezza del gruppo, degli stabilimenti del gruppo La Rinascente? Sì, allora per quanto riguarda la sicurezza centrale, il dottor Tramontana si avvaleva di un consulente che però agiva per noi ora con un contratto, che era il generale Schettino. Ed è ancora il generale Schettino? Questo non lo sa. Non so se ora è sì. Ancora, sì. Sì. Non glielo so dire. Ultimamente era ancora consulente, ultimamente, cioè fin quando posso ricordare. E poi? Quindi il generale per quanto riguarda invece la sicurezza specifica della Sicilia c'era il colonnello Morelli. Quindi il generale si occupava di tutte le aree, cioè della sicurezza per tutti diciamo, gli impianti della Rinascente, mentre il colonnello Morelli con riferimento alla zona della Sicilia. Esatto. Lei poc'anzi ha accennato al dottor Tramontana. Il dottor Tramontana che carica ricopriva? Il dottor Tramontana era il numero uno, cioè era l'amministratore legato di tutto il gruppo. Di tutto il gruppo. E davanti al dottor Tramontana chi c'era? Cioè, il dottor Tramontana è il numero uno, ma doveva render conto delle proprie scelte? Penso di sì, cioè doveva render conto agli azionisti, cioè al consiglio di amministrazione, immagino. Il consiglio di amministrazione è composto da chi? O era composto da chi? È abbastanza numeroso e qualcuno, me lo ricordo, c'era l'avvocato Grande Stevens che era il presidente, c'era... mi spiace, non l'ho neanche nei miei appunti, però sono dati facilmente, cioè li posso far avere, cioè non so come si può fare, non posso ricordarmeli, perché io francamente nel consiglio di amministrazione ho avuto pochissime, non andavo mai, solo quando c'era la discussione del bilancio annuale vedevo queste persone oppure ne leggevo l'elenco sul bilancio. Insomma. Il dottor Tramontana è vivo oppure no, è deceduto? È deceduto. Il suo posto è stato preso da chi? Il posto l'ha preso il dottor Cobolli Gigli. Da quando è morto? Sì, da settembre, subito dopo. Settembre di che anno? Lui è morto, salvo errori, è morto in agosto questo è 96. Ora sarà 96, 95, in agosto del 94. Agosto del 94.
è stato sostituito subito a settembre del 94. Dal dottore, ha detto? Cobolli Gigli. Con riferimento alla vicenda che ci interessa in questo momento, cioè la vicenda dell'incendio Sigros, lei è in grado di fornire alla Corte indicazioni su eventuali trattative che il gruppo La Rinascente ebbe a intraprendere con elementi della criminalità organizzata catanese per risolvere la vicenda? Guardi, cioè, tutto quello che ha riguardato questa vicenda è stato, e in genere la sicurezza quando arrivava a fatti di questo tipo, è stato avvocato dalla sicurezza centrale e dal dottor Tramontana, che aveva proprio anche chiesto di essere informato quando succedevano dei problemi, ovviamente. Darli più vicino al microfono, cortesia. Cioè, naturalmente era informato da tutti noi, però aveva avvocato a sé questo tipo di, non di trattative, perché io non ne so niente di trattative, ma aveva avvocato a sé sia i rapporti con le autorità, cioè lui era andato a parlare col prefetto. Con quale prefetto? No, scusi, non col prefetto, col capo della polizia, col ministro degli interni, cioè aveva fatto una serie di... Con riferimento proprio all'incendio a quel periodo, sì. Con riferimento all'incendio del Esatto. Sigros, cioè il capo della polizia di allora e il ministro degli interni di allora. Che mi pare fossero Scotti, Rossi, e aveva avuto diversi contatti, lui e anche il presidente della Sigros. Il presidente e chi è il presidente? Che è il dottor Celli. Mentre noi il giorno 2, perché io ero a Milano, ero venuto qui il giorno dopo con un aereo immediatamente, perché il problema nostro era gravissimo, perché l'azienda praticamente è stato... Devo dire che siamo stati bravissimi a non chiuderla, perché in un'azienda di distribuzione chiudere un deposito, fermare un deposito così in una regione che uno non può far servire da altre regioni, perché noi il deposito più vicino l'avevamo a Roma. Per quantità così importanti, perché la Sicilia faceva circa 600-700 miliardi di fatturato, abbiamo dovuto organizzare delle cose assolutamente straordinarie per riuscire a rimanere aperti, cioè noi avevamo proprio il problema di far sopravvivere l'azienda. Lei accennava al fatto che è sceso giù in Sicilia. Io sono sceso giù il giorno dopo, mi hanno telefonato subito, perché qui c'era un direttore commerciale, occasionalmente era qui anche il capo del personale, perché c'era una riunione e ovviamente ci hanno informato subito. Il giorno dopo io sono sceso immediatamente, perché c'era il problema di... Allora, abbiamo parlato con quello che presidiava allora, che era il comandante dei carabinieri di Catania, poi avevamo parlato, fra l'altro mi ricordo... Chi era all'epoca il comandante? Chi era il colonnello, può essere Landio, c'era anche il giudice Lima nel suo ufficio. Sì. E poi avevamo parlato con il questore, che era un questore che poi è venuto a Milano. Trio, forse. Sì, quel nome è Rio. E poi però abbiamo dovuto, cioè il problema nostro era riuscire a trovare un modo, infatti accordarci velocemente con i fornitori per fare delle consegne dirette, trovare una logistica alternativa, no? Avevamo fatto consegnare roba da Palermo
e per non licenziare il personale avevamo fatto dei pullman che portavano il personale a lavorare a Palermo, e questo è successo per un periodo, per un anno, e per questo avevamo dovuto fare un accordo sindacale, perché poi anche in quei momenti purtroppo nelle aziende grandi non è che c'è grande fluidità, no? Cioè non è che la gente... E quindi a seguito di questa sua venuta a Catania È un discorso proprio operativo, cioè... Operativo, dico, ma in occasione di questa sua visita a Catania ebbe modo di parlare con il colonnello Morelli? Certo, sì, ma non avevamo nessuna idea di nessun tipo, perché noi in precedenza non avevamo avuto, avevamo i problemi, diciamo che noi qui abbiamo sempre avuto dei problemi, tipo la bomba, tipo... E ora ce li deve indicare più specificatamente questi problemi. Comunque, stava dicendo, abbiamo avuto problemi? Cioè, qui c'è sempre stato, ma continuamente dei disturbi superiori o un po' diversi da altre zone, anche se non completamente, perché per esempio in Campania... disturbi o dei problemi, ecco. dei cash. E questi problemi dove erano stati esattamente, con riferimento alla zona allora c'erano della stati Sicilia? I problemi che ora ricordo e che trovo un po' di difficoltà a collocare nel tempo. C'erano stati qualche incendio di Saracinesca, della parte quando è chiusa la Saracinesca. Sì. Ma dove questo? In giro a Catania, nei vari posti dove c'erano i supermercati, ora non decine, qualcuno. Poi c'era stato... Siamo nel catanese oppure in un'altra... Questo le chiedevo. Mi sembra in Catania, però non sono sicurissimo. Poi c'era stato invece qui a Mister Bianco un discorso di una bomba trovata e di un'auto con una bomba. Questo prima o dopo l'incendio del Sigros? Allora aspetti, mi faccio pensare. Questo mi sembra dopo. Tutte e due la bomba? Mi sembra tutte e due dopo. Sì. Poi c'era stato, per esempio mi hanno mandato una persona che lavorava al mercato ortofrutticolo, non si è capito, cioè è stata consigliata caldamente, cioè le era salito in macchina una persona, insomma, e questo era uno che veniva da Roma. Cioè, non ho capito, lavorava al mercato ortofrutticolo? Lui era uno che lavorava negli acquisti, e questo qui era stato... Cioè un appartenente al gruppo La Rinascente che teneva i contatti con i fornitori del mercato ortofrutticolo? Sì, e lui era stato rimandato, cioè consigliato di non lavorare più, e noi l'avevamo trasferito. E questo prima questo non me lo ricordo se era prima o dopo, però siccome sicuramente c'è qualche denuncia, qualche cosa, lo possiamo vedere. Poi c'era stato uno nostro tecnico, uno che seguiva i supermercati, quello che segue tutta la parte tecnica dei supermercati, cioè la costruzione, che aveva avuto, che vicino a casa gli avevano... Ricorda il nome di questo? Sì, questo è uno delle persone, si chiama Giacomo Ramangione. Sì, e questo fatto è dopo però l'incendio del Sigros? Probabilmente sì, probabilmente è dopo. E quindi stava dicendo, avevate avuto questi disturbi, lei stava accennando un discorso, però le conclusioni. Io le ho chiesto appunto se in occasione della sua visita a Catania ha avuto modo di parlare con il colonnello Morelli circa la possibilità di giungere alla... No, non c'era stata nessuna... Cioè la cosa buffa è che noi
quando c'è stato l'incendio sembrava faceva quasi ridere, perché noi quando io avevo parlato col questore, con i carabinieri, non sapevamo renderci conto come mai era una cosa così grave, perché poi era una cosa, non era un danno che poteva anche farci chiudere, no? Ora non so se la cosa era andata oltre le intenzioni di chi l'aveva fatta, però sì, ho capito, però le voglio dire, cosa avete fatto indagini per verificare se la precedente proprietà del Sigros era stata sottoposta a suo tempo a richieste di denaro? No, questi contatti li teneva il dottor, anche con conservo, li teneva il dottor Tramontano. Sì, io le sto chiedendo per una cosa di diverso. Al di là dei contatti che lei non teneva personalmente, le chiedo se comunque era informato di quello che si stava facendo. No, vede, il punto è questo, su questi temi, qui il problema è questo, la parte operativa era molto commerciale come natura, io seguivo gli IPER, i SUF, gli acquisti e le vendite, no? E quindi molto operativa nel senso stretto, proprio come azienda noi, l'amministrazione, la finanza, il controllo, sono tutte funzioni che dipendono dall'amministratore delegato, al di là dei titoli che poi ognuno ha, perché l'azienda poi aveva 35 società, no? Se magari comprava uno ci metteva... Quindi le linee organizzative erano un po' queste, per cui i temi, io non mi sarei mai sognato... Quindi, mi scusi, lei di questa vicenda e di eventuali trattative non sa nulla, oppure ha qualche indicazione da poter fornire alla Corte? Delle trattative no, non ho nessuna indicazione. E che cosa sulla soluzione di questa vicenda non sa? Sì, della soluzione so, perché... qui a un certo punto cosa è successo? Che nel 93, nel 93, un bel giorno viene fuori sui giornali che io mi ricordo il fatto perché è quasi un episodio, fuori sui giornali le persone, i dirigenti di Rinascente, non ho capito il discorso. Viene fuori un articolo sui giornali che parlava dei dirigenti di Rinascente che aveva pagato, Sicché io in quell'occasione sono cascato, ho preso il telefono, ho chiamato Tramontana e gli ho detto guardi c'è un articolo, e lui mi ha detto sì, infatti le voglio parlare, e mi ha convocato e mi ha raccontato che, dice sì, ebbene, noi questa soluzione l'avevamo risolta in questo modo pagando, no? E in quale modo? L'aveva risolta, aspetti, allora le dico i passi. Allora lui dice, bisogna, io ho con l'autorevolezza che ho come capo azienda e come amministratore della SMAFI, quindi praticamente sia della Rinascente che della finanziaria che controllava Sigros, ho stipulato un prestito e ho provveduto a fare i pagamenti che mi venivano richiesti, no? A questo punto, il problema che noi ci siamo posti, prescindendo io e i miei colleghi che eravamo nel consiglio di amministrazione della Sigros, perché prescindiamo dal problema etico, da qualsiasi valutazione etica o di altro tipo, perché questi erano fatti, era un dato di fatto che stava capitando. E allora noi ci siamo chiesti se questa cosa, ci siamo fatti dare dei pareri al professor Crespi, dal professor
da un civilista famoso, perché si voleva capire noi cosa si doveva fare a questo punto, perché lui ha scritto una lettera in cui Tramontana, in cui dice: le rendo noto che io nell'interesse della società ho stipulato un prestito di tot lire, eccetera, eccetera. E a questo punto questi ci hanno detto che in effetti questi consulenti, no? Che questa cosa era in effetti nell'interesse della società per chi danni c'erano stati, quindi che lui aveva agito, insomma hanno addotto tutta una serie di ragioni giuridiche. Io i pareri ce l'ho anche. Ce l'ha qui? Sì, l'ho preso, sì. Pareri giuridici. Lo possiamo vedere e poi eventualmente chiediamo. Perché posso col consenso del... Sì. Ho delle fotocopie però che cioè questo erano assunzioni impegno ricorso fino al professor Crespi, cioè questa erano due, sì. Perché noi, cioè, come amministratori volevamo capire se questa... E quindi una volta avuto questi pareri... A questo punto allora abbiamo convocato un consiglio di amministrazione della Sigros con i consiglieri, i sindaci, abbiamo valutato queste cose e abbiamo stabilito, io fra l'altro ce l'ho il verbale, ho visto anche agli atti il verbale del consiglio di amministrazione. Questo è il parere, lei ha anche il verbale? Del consiglio di amministrazione, sì, sì. In cui si discusse dell'opportunità... Sì, e si riporta anche la lettera. No, perché è abbastanza... e a questo punto... Anche questo è in fotocopia? Sì, noi l'abbiamo, questo qui fra l'altro, i documenti di questa operazione e questi verbali io l'ho fatti mandare attraverso il direttore generale di allora che era in Sigros al procuratore della Repubblica, anche con tutti i documenti di questo mutuo, in modo che avessero... Perché noi vedendo questa roba avevamo il problema di registrare, cioè di metterla, noi dovevamo tirarla fuori. Sì, avvocato, il procuratore della Repubblica di dove? Dice l'avvocato. Di Catania. Sì. Tramite a chi lo ha consegnato lei personalmente? Alla procura. No, lei a chi l'ha consegnato? Non lo so, le aveva consegnato il dottor Sorrentino, ma qui mi pare l'avevamo messa anche al verbale, no? Cioè lei mi deve dire a chi è stato consegnato. Ecco, vedete, scusi, le leggo un pezzettino di un... Infine il consigliere Sorrentino riferisce che a richiesta della magistratura, indagante, Procura della Repubblica, copia della documentazione relativa alla concessione del finanziamento e al suo utilizzo è stata da lui in persona consegnata in data 15/11/93 alla Procura della Repubblica stessa. 15 luglio 93. 15 luglio del 93. 15 novembre 93. 15 novembre del 93. Lo possiamo... E questo è il verbale che dovrebbe essere fatto. E qui... Sì. E questi sono, volevo tesserare che foglio, no, ma è pulito. E questo mutuo per quale importo è stato... Allora, il mutuo era di 3 miliardi e mezzo, ma era stato l'erogazione poi che ne era derivata era stata di 1 miliardo. Poi
Cioè praticamente la richiesta era stata di 3 miliardi e l'erogazione... No, il mutuo acceso era di 3 miliardi e mezzo e la richiesta e l'erogazione era stata di 1 miliardo e poi il resto era stato cioè praticamente è stato ripianato il mutuo e messo nella contabilità dell'azienda. Lì fra l'altro ci sono tutte in quel documento che ho consegnato c'è una pagina con tutte le registrazioni contabili, quanto reso, quanti interessi pagati, quanto... E con quale meccanismo poi questo denaro acquisito attraverso il mutuo è stato materialmente consegnato a coloro che avevano fatto l'estorsione? Questo io non lo so, cioè questo è stato dato, cioè da questo conto è stato... Quindi è stato acceso lì ci sono proprio le contabili per cui il denaro veniva trasferito a un conto in Svizzera e c'è il conto, il numero di chi era, eccetera. E come poi veniva, cioè che era nella disponibilità della sicurezza. Per quale importo? Per un importo superiore, ora non mi ricordo la cifra, a quello, ci sono comunque tutte le contabili, al miliardo. Infatti quando è stata restituita una parte a noi. Sì. Quindi è più di 2 miliardi sembrerebbe. Sì. Ma perché si utilizzò il conto in Svizzera? Non lo so. Cioè, se è vero... Cioè una cosa... Non so, cioè non ho un'idea. Cioè, ci chiediamo, anche se possiamo immaginarlo, perché venne utilizzata per un'operazione di questo genere, posto che vi eravate posti il problema della contabilità, del bilancio, della regolarità dell'operazione, utilizzare un conto in Svizzera e non un conto presso... Ma il problema ce lo siamo posto dopo, quando c'è stato detto. Sì, io le sto chiedendo se attraverso il colloquio col Tramontana è riuscito a capire perché si era utilizzata questa strada. Vede, su questi temi cioè non era un colloquio facile, perché la personalità, per l'appunto è una persona che è mancata, ma era una persona cioè, non molto colloquiale, cioè sui punti... E quindi dico, da questa documentazione si desume che tutto il Consiglio di amministrazione era al corrente, sia pure in sede di ratifica, di quanto era stato operato dal... E tutto si è preoccupato, perché in effetti questa cosa non è stata una cosa, è stata una cosa molto sofferta, al di là il fatto, ma cioè trovare una società, cioè c'è stata una grande preoccupazione da parte di tutti Ho capito. Presidente, mi scusi se chiederemmo appena possibile di prendere visione della documentazione. Sì, appena... Grazie. Sì, appena l'ufficio del PM ha finito. Né lei sa a chi sono stati fatti questi versamenti? No, assolutamente no. Non lo sa. Io sono stato, cioè nessuna, il dottor Tramontana e il Morelli io non ho avuto nessuna informativa di nessun tipo su questo. È sicuro che lei dal Morelli non ha avuto alcuna informazione? Su questo svolgimento? No, lasciamo stare. Su questo svolgimento, su questa operazione non ho avuto nessuna informazione. Mi pare di aver capito. Su come si svolgeva questa operazione? No, assolutamente. Né allora né successivamente? No, l'unica cosa che è avvenuta, cioè Tramontana mi aveva detto che
questa cosa, la sicurezza aziendale, avrebbe seguito questo problema che noi pensassimo a vendere. L'unica cosa che era successa è che dopo 3 o 4 mesi così, Morelli mi aveva detto che era stato minacciato, no? E io gli l'avevo detto a Tramontana e loro si erano incontrati. Cioè c'era stato un incontro su questo tema. E ricorda esattamente il contenuto, le modalità delle minacce subite da Morelli? Lui non è che è andato nei particolari, perché in genere dice no, non aveva fatto, cioè, lui dice no, ma mi aveva detto no, qui mi hanno minacciato la famiglia. E di queste minacce chi ne furono al corrente, oltre lei e il Tramontana, mi pare di aver capito? Ma io penso che senz'altro lo sapesse lo Schettino. E poi non so chi Tramontana, chi ne ha parlato. Lei ricorda quanti versamenti furono poi effettivamente effettuati dopo l'inizio delle trattative? A memoria non lo ricordo, però già lì c'è un dettaglio, ci sono tutti i documenti, sono tutte le contabili, queste si possono avere addirittura, non so, da Sigros anche domattina, cioè sono tutti i documenti di questa operazione. E sa come queste somme sono rientrate dalla Svizzera in Italia? Sì, hanno fatto un bonifico. Cioè? Lo spieghi alla Corte? Scusi, hanno fatto ora scusatemi magari l'imprecisione delle cifre, cioè di questo mutuo era stato messo a disposizione di questo conto, mettiamo che sia, per la cifra non è esatta, ma per capire il concetto, 2 miliardi e mezzo. Siccome ne avevano impiegati molto meno, 1,2, 1,3, una cifra molto inferiore, quando noi abbiamo rimborsato il mutuo e la differenza ci è stata ribonificata in Italia. Quindi un meccanismo un po' complesso, voglio dire. No, cioè praticamente Tramontana aveva accreditato questa sicurezza di questi soldi, questi non l'avevano usati e quindi ce l'hanno resi, perché sennò noi dovevamo rimborsare il mutuo. Questa informazione sul ritorno del denaro attraverso il bonifico, lei da chi l'ha presa? Da Morelli. E poi ho avuto il bonifico. Il colonnello Morelli, nelle dichiarazioni che ha reso ai pubblici ministeri, quindi non è una contestazione che le sto facendo e che non le potrei fare, sto cercando di capire se lei può aiutarmi, di capire il meccanismo del rientro del denaro. Nelle dichiarazioni che egli rende, che sono già acquisite al fascicolo del dibattimento il 27 settembre del 1993, egli dichiara: faccio presente che la somma fu fatta rientrare dalla Svizzera a mezzo spallone, tra virgolette, che me la consegnò personalmente a Milano, dove io mi recai con la mia auto. Lei riesce a capire, dico al di là del termine spallone, che possiamo intuire cosa significasse, come questo denaro effettivamente è rientrato? Guardi, io può darsi là e mi sbagli, perché non voglio
perbacco, in queste cose no. Però è una delle cose più facili da accettare, perché se ci sono arrivati per cassa o attraverso un bonifico, a me sembrava attraverso un bonifico, però questo qui è lì, è in contabilità, ci sono i documenti, perché se fosse come dice lui sarebbero rientrati per cassa, per contante, mi sembra, non lo so. Siccome lei poc'anzi ha detto che questa indicazione le fu fatta da Morelli, questo è il senso della domanda. Sì, a me sembrava un bonifico. Che noi di questo bonifico dovremmo trovare traccia dove? Sì, sì, in contabilità di Sigros. Però, cioè, le risulta se nella zona di Siracusa il Sigros ebbe a subire anche delle attività, se non del tipo, comunque simili a quelle riservate al Sigros di Mister Bianco? Innanzitutto, c'è un Sigros a Siracusa? sì, ci sono dei negozi. Le risulta se anche a Siracusa vi erano stati dei fastidi, come ha detto lei poc'anzi? Ma ora, forse il Presidente, che anche lui credo abbia... Cioè Celli? Celli, perché lui veniva molto più spesso, e Oldani, che è il direttore commerciale, si ricordano anche i negozi uno per uno, no? Può darsi che qualcuno di questi disturbi sia anche a Siracusa. Ora io però non sono... però ci sono, in società abbiamo un elenco di queste... di dove sono successi questi eventi, per esempio ne avevamo avuto uno qui al cash di Mister Bianco. Franchini, cortesemente. Scusi, per quanto riguarda la documentazione, chi materialmente in questo momento è in grado di poterla esibire, la documentazione che dovrebbe accertare il bonifico attraverso... Come è avvenuto il rientro, sì, può farlo benissimo il direttore amministrativo, si chiama il dottor Scuderi. Il dottor? Scuderi della Sigros, sì. Del Sigros di Mister Bianco. Sì, sì. Il Sigros di Siracusa da quanto tempo è in funzione? Da quanto c'è? Mi sembra, sì. Avevamo dei negozi vecchi e poi ne abbiamo fatti in quest'anno alcuni belli nuovi a Scala Greca, che sono quasi dei piccoli centri commerciali, a Lentini. E c'è un altro Sigros nella zona di Catania, nella zona di Ognina di Catania? Nella zona di Ognina Catania. Sì, è dove, dalla parte dello Sheraton, no? Sì. Sì, è dove era la vecchia sede, c'è un Sigros e c'è un cash, c'è un negozio e quindi e c'è un cash and carry. E quella era la vecchia sede del primo Sigros, mi faccia capire? Esatto, era la vecchia sede, era lì, prima che venisse costruito Città Mercato e che la sede non sia stata trasferita sopra Città Mercato. Quindi in definitiva lei non ha, se dobbiamo sintetizzare quanto fin qui detto, non ha nessuna indicazione da poter fornire alla Corte sui destinatari delle somme che erano state accreditate sul conto svizzero? Sui destinatari finali, cioè queste somme? Assolutamente no. Né è in grado di fornire indicazioni sui fornitori del Sigros?
qualche indicazione sì. Ora noi abbiamo una direzione acquisti a Milano e qui abbiamo un gruppo di acquisto, avevamo e abbiamo un gruppo di persone che segue principalmente il localismo, la politica dei prezzi, le promozioni e il controllo della concorrenza, e che compra alcuni prodotti freschi. Non lo so se ci sono delle indicazioni che posso dare. Lei conosce il signor Tuccio Salvatore? Ecco, questo nome l'ho letto sui giornali quando ho visto questi resoconti, ma io non lo conosco. Non lo conosce, né sa se era tra i fornitori del... No, ho visto che, cioè leggendo, che è collegato a una società, era collegato a una società che poi è stata commissariata. Ecco, questa azienda qualcosa ne ho saputo perché all'inizio del 95 c'è stata una richiesta della Guardia di Finanza dei dati di questa azienda, Sigros, e quindi è stata una cosa evidente. Questa azienda è un'azienda che fa parte dei fornitori locali che forniva l'azienda dall'84-85 pur cambiando. Stiamo parlando di quale azienda? Quella che era collegata sui giornali era come si chiama? È un'azienda che fa latticini. Cioè azienda che si ricollega al Tuccio di cui stiamo parlando. E quindi questa azienda era fornitore del Sigros dal 1984. E nel tempo da questi dati avevamo visto che aveva cambiato nome. Cioè varie denominazioni della ragione sociale? 3 volte, sì, aveva cambiato una volta, cioè aveva prima un nome e poi un altro nome. Ecco, però noi come politica, quando andiamo localmente, il fatto di avere i fornitori locali è una delle nostre... Cioè è un fatto che noi facciamo perché i clienti vogliano i prodotti locali. È un fatto che ci aiuta perché consente di lavorare anche con le aziende artigiane dei vari posti, cioè quando apriamo le città al mercato così. Quindi è una politica che generalmente noi incoraggiamo da Milano, e che l'unica garanzia che noi guardiamo, la cosa che guardiamo attentamente, è che questi fornitori in termini di prezzo siano competitivi, cioè ci diano gli stessi contributi, ci diano dei contributi adeguati. Ecco, ma per quanto riguarda i latticini era l'unica azienda fornitrice o c'erano altre aziende? Tante altre. Riferimento alla zona, con riferimento al... Tante altre. Io quando ho visto questo, mi ricordo, ora è passato un po' di tempo, ma quando era, perché tanti mesi non so già in azienda, ma quando avevamo fatto questa richiesta mi ero preoccupato di verificare per capire se veramente che questa azienda desse dei contributi, perché nel nostro mestiere chi vuole essere fornitore di questi grandi gruppi dà dei contributi per essere presente sugli scaffali, dei contributi in denaro abbastanza, o in sconti abbastanza importanti, no? E questa azienda aveva dato dei contributi significativi, quindi non c'era stato un atteggiamento insomma, che facesse vedere un particolare favore, ecco. Un particolare favore, cioè in che senso di... Un particolare favore, lo chiarisca. Una benevolenza nei confronti dell'azienda? Nei confronti di questo fornitore. La Overseas Union Bank Trust
LTD era una banca di cui vi servivate normalmente? Questo io non lo so dire, perché la finanza del gruppo io non l'ho mai seguita. L'episodio relativo alla ratifica, per così dire, avviene nel settembre del 93. Sì. E mi è sembrato di capire poc'anzi a seguito delle notizie riportate dai giornali, o comunque il problema è sorto, è stato portato in consiglio di amministrazione successivamente alle notizie apparse sui giornali. È così, dottore? Successivamente, sì, in pratica è successivamente. Cioè quelle notizie apparse sui giornali, a che epoca risalgono? Se lo vuole ribadire forse la gente. Tramontana. No, dal colloquio, cioè le notizie... Chiaramente il colloquio scaturì dalle notizie apparse sui giornali. Cioè, evidentemente non era un fatto di poco conto che ci fosse una situazione così senza che nessuno ne fosse informato. Dottore, l'incendio che distrusse il magazzino Sigros risale al febbraio del 91. Volevo chiederle, in quell'arco temporale che va dal febbraio del 91 al momento in cui poi ebbe da prendere dai giornali quelle determinate notizie, quindi siamo nel settembre del 93, di questa vicenda lei cosa aveva saputo e se aveva saputo qualcosa da chi? Diciamo in quell'arco temporale che va dal febbraio 91 al settembre del 93, lei di questa vicenda che poi in qualche modo viene ratificata dal Consiglio di amministrazione, che cosa aveva saputo di prima? Questa operazione fatta... No, lasci stare però l'operazione, perché mi sembra di comprendere che lei ne è venuta a conoscenza per quello che ha detto nel 93, nel settembre del 93, ma delle cause, delle motivazioni o di eventuali prese di posizione dell'azienda fra il febbraio del 91 e il settembre del 93, lei che cosa sapeva? Sapevo di fatti niente, cioè di fatti come... Lei in buona sostanza aveva mai saputo che l'azienda avesse ricevuto richieste di natura estorsiva? No, c'era stata questa minaccia, questo episodio verso maggio delle minacce fatte al Morelli, e questo colloquio che io avevo Chiedo scusa se la interrompo, l'anno delle minacce, a cui risalerebbero queste minacce fatte al Morelli? al 91. Questo... ecco, ora la data è precisa, non me la ricordo, però mi ricordo che lui aveva avuto questo problema e che c'era fatto st'incontro, e mi ricordo anche che una delle cose, cioè, per come era... anche se uno avesse voluto pagare qualcosa, Sigros, per come era gestita, per come l'avevamo messa a posto, amministrata, cioè tirata via come controlli sistematizzati, non avremmo potuto pagare una lira a nessuno. Quindi lei aveva saputo di questo episodio nel 91, cioè nello stesso arco temporale in cui era avvenuto, e poi cos'altro aveva saputo? Cioè di richieste specifiche di natura estorsiva lei ha mai saputo? No, assolutamente niente. E quindi se ne è mai reso conto che poi vi erano state? Sì, me ne sono reso, cioè per questo è stato un grosso, sia per me che per il Consiglio di amministrazione. Insomma, ci sono stati 3 o 4 o 5 giorni di tregenda, perché coi pareri, perché a un certo punto questo fatto è emerso come un fulmine a ciel sereno. Le volevo chiedere, questa operazione viene sanata perché leggo anche dalle carte che erano a sua disposizione che i primi pagamenti, o comunque il finanziamento, così come è stato chiamato, cioè il finanziamento fatto dalla Overseas Union Bank, risale al 4 settembre 91, il finanziamento. Leggo dalle carte, esattamente dal verbale di riunione del Consiglio di amministrazione. Quindi in buona sostanza questa ratifica
avviene a distanza di parecchio tempo, di 2 anni da quanto in fin dei conti si era operato. Le volevo chiedere il perché, se è a sua conoscenza, di questa giustificazione, di questa ratifica a distanza di tanto tempo quando il finanziamento era stato concesso e a distanza di tempo da quando già i pagamenti, per quello che risulta dalla documentazione che già il Morelli aveva presentato in uno dei suoi interrogatori, in particolare in quello citato dal collega poc'anzi, erano avvenuti. Cioè, che senso aveva e che necessità aveva l'azienda di ratificare dopo 2 anni quanto era avvenuto? Il senso, cioè, mi sembra, ora questo però è per me difficile dire. L'azienda prima, allora, intendendo come azienda, il consiglio, i responsabili, l'azienda Sigros non poteva ratificare nulla perché non sapeva niente di questa iniziativa che era stata fatta. A questo punto, evidentemente, quando questo problema è emerso, le persone che avevano una responsabilità verso i soci hanno dovuto prenderne atto e decidere se questo operato che era stato seguito dal dottor Tramontana era un operato che poteva essere, al di là ratificato o no. Questo era il punto. Ora, le volevo chiedere, lei diceva che l'azienda era strutturata in maniera tale che ogni fuoriuscita di denaro comunque poteva in qualche modo essere controllata. Il Tramontana, che poi è morto mi sembra nel 94, il Tramontana è morto nel 94, che possibilità aveva di operare in quella maniera, tenuto conto che l'azienda aveva al suo interno una capacità di controllo che potesse in qualche modo prevenire queste fuoriuscite di denaro? Oppure ha pagato o ha fatto tutto a titolo personale? Ha fatto tutto a titolo personale, cioè questo è chiaro che ci fosse nessuno, io non credo che se io vado alle Bahamas e mi danno un mutuo di 3 miliardi. Questa qui è un'iniziativa che ha fatto in virtù dei poteri che lui aveva, evidentemente. Cioè, questa è una cosa che stiamo... Chiaramente il Consiglio di amministrazione, dottore, in quella sede doveva vagliare eventuali responsabilità anche del Tramontana, è così o no? Ma devo dirle, questo glielo dico così come a titolo quasi personale, cioè noi francamente ci siamo posti il problema se questa cosa, al di là delle elezioni, ci siamo posti il problema se questa cosa lui l'aveva fatta, cioè se in effetti l'aveva fatta nell'interesse della società o meno, questo era il punto. E tutto sommato la conclusione del Consiglio dell'amministrazione era stata, al di là della criticabilità, che siamo tutti d'accordo sul piano etico, che sotto il profilo patrimoniale lui aveva fatto un'operazione nell'interesse dei soci. Questa era stata un po', ma era stata fatta la valutazione da dei funzionari che si trovavano. Io mi rendo conto di questo, dottore. Le volevo chiedere, il finanziamento ammonta a circa 2 miliardi e 600 milioni, più di 2 miliardi e 600 milioni. Questo tipo di spesa nell'ottica aziendale, per poter essere comunque utilizzata, o comunque era un finanziamento per quella cifra, quindi per accendere un finanziamento di quel tipo, cosa occorreva nell'ambito, diciamo, della struttura aziendale solitamente? Cioè, se qualcuno dell'azienda, se l'amministratore delegato di sua iniziativa da solo, ecco, pongo la domanda in una maniera diversa, poteva decidere di richiedere questo finanziamento per un importo di quelle cifre? Secondo la struttura dell'azienda, dottore? Ma richiedere finanziamento credo di sì, perché chiedere finanziamenti se te li danno, cioè quello, quindi, cioè il
fatto di richiesta. Tenga conto che il conto, mi è sembrato di capire, leggendo la documentazione, era intestato al Sigros di Mister Bianco, cioè il finanziamento veniva concesso al Sigros di Mister Bianco, se non ho compreso male. Sì, però ecco una cosa che va sottolineata e che è quella che ci ha creato anche tutto l'imbarazzo nel quel momento, cioè il Consiglio che si è dovuto, è che di fatto lui per Sigros e Mister Bianco non aveva nessun potere, non so se è chiaro, e quindi a questo punto gli avevano concesso un mutuo di fatto sulla persona, perché non credo che non aveva nessun potere, capisci? Quindi la nostra... se ho compreso bene, chiedo scusa se la interrompo, dottore, il dottor Tramontana non aveva titolo, secondo le regole dell'azienda, di poter chiedere un finanziamento in quella maniera in cui è stato richiesto. No, non è che non aveva titolo perché essendo amministratore legato della capogruppo non aveva titolo strettamente per richiederlo a nome Sigros. Allora, non aveva procure di Sigros. Avendo chiesto quel tipo di finanziamento a nome Sigros, aveva dei doveri il dottor Tramontana all'interno dell'azienda, nel senso doveva comunicare a qualcuno, doveva far ratificare subito il suo operato al Consiglio di amministrazione? Cioè, quale sarebbe dovuto essere il comportamento del Tramontana? Oppure il Tramontana era libero di richiedere il finanziamento, di portarlo poi alla ratifica in qualsiasi momento? Ma io non lo so questo, io penso che fosse lì, non so che regole lui aveva con la capogruppo o col Consiglio. Lei faceva parte del collegio sindacale, dottore? No. Del Consiglio di amministrazione. Nel Consiglio di amministrazione del collegio sindacale c'erano tre persone. Lei ha mai saputo se il dottor Tramontana, che è morto per sfortuna sua e sfortuna nostra nel 94, in qualche modo aveva informato qualcuno dell'azienda per poter operare in quella maniera? Allora, del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione, per quanto loro mi hanno dichiarato, mi hanno sempre detto, nessuno ne sapeva nulla. Cioè, sa, quando ci siamo trovati, nessuno, la notizia, come l'ho ricevuta io, l'hanno ricevuta tutti. Dunque veniva concesso questo finanziamento dalla Overseas Union Bank. Il denaro, anche per far comprendere meglio alla Corte che non dispone allo Stato degli atti di cui sia lei che adesso anche l'Ufficio del Pubblico Ministero dispone. Il finanziamento e quindi il denaro che veniva concesso dalla Overseas Union Bank, quale passaggio doveva fare esattamente? Doveva transitare su qualche altro conto? No, dai documenti risulta che lui dava disposizioni a questa banca, su questo conto, per accreditare l'altro conto in Svizzera, che era di fatto nella disponibilità della sicurezza. Questo Ma è quello lei che sa se il conto diciamo in Svizzera, sulla banca svizzera, era intestato a qualcuno, comunque chi ne aveva la disponibilità? Non lo so questo. Lei ricorda, quindi non ricorda neanche se era intestato a qualche altra società fiduciaria che non aveva niente a che fare con il gruppo? Ma, ecco. Non ricorda di aver visto questa documentazione, dottore? Sì, e c'è scritto di chi è, cioè sui documenti c'è scritto conto, c'ha un nome di fantasia. Ricorda se per caso era roulette il conto? Come? Roulette? C'ha un nome di fantasia. Ora Le dicevo era roulette, lo ricorda se era roulette? Può darsi, ecco, però c'è sui documenti, se probabilmente è quello.
Per il momento ha finito il pubblico ministero. Controesame, dobbiamo attendere e attendiamo un momentino che c'è il segnale dalla regia. Possiamo procedere con il controesame. Avvocato Curcuruto. Grazie Presidente. Signor Virginio, per fare ordine quantomeno a me, quindi il dottor Tramontana ha acceso questo mutuo a nome personale, poi è stato convocato il Consiglio di amministrazione della Sigros che ha ratificato l'operato del dottor Tramontana. Dico bene? Questo risulta dagli atti che lei aveva. E l'entità del mutuo era di 3 miliardi e mezzo, vero? Esatto. E qual è stata la cifra che è stata messa a disposizione di questo conto svizzero? È stata, ce l'ho qui appunti là, ma con salvo errore è stata circa 2 milioni e mezzo e un... 2 miliardi e mezzo? 2 miliardi e mezzo? 2 miliardi e mezzo, non 2 miliardi. 2 miliardi e mezzo è utilizzata però per uno. Ho capito. Sento un'altra domanda. Lei ha detto che all'interno del gruppo Rinascente si occupava del settore food. Del settore food, sì. Ma la Rinascente si occupa anche del settore alimentare? Accidenti, quando io sono andato via... No, lo so, però volevo che lei lo spiegasse. Si occupa del settore alimentare perché ha circa 20, 25, 24, ancora ultimamente a metà 95 aveva 24 centri commerciali, città mercato e un centinaio, 120, 110 supermercati. E fra questi 110 supermercati c'è la Sigros. La Sigros è una società. Ma viene controllata direttamente dal gruppo Rinascente o attraverso un'altra società o attraverso una finanziaria? Da un punto di vista c'ha in mezzo una società finanziaria. E cioè? Che si chiama Smafi. Perfetto. Cioè di fatto ci sono due. Quindi c'è. Presidente controlla la Smafi. E la Smafi? Controlla la Sigros. Ho capito. Ma. Che la Smafi sarebbe la società dei supermercati. Ho capito. Mentre i supermercati fanno capo a altre società. Senta, il gruppo Rinascente a quale società fa capo? Se c'è un'altra società alla quale fa capo, evidentemente. Ma ora io sono molto aggiornato, perché c'è stato un periodo che faceva capo alla IFI, no? Ecco, perfetto. La IFI? Soci della IFIL? Per quello che le risulta. Lo dica, sì, per quello che le risulta evidentemente. Chi erano i soci della IFIL? Ci siano anche gli enti, credo che ci siano soci. Però le notizie che ho così, come tutti noi, preso il banco. Ho capito, per il momento ho finito, grazie Presidente. Posso, Presidente? Sono l'avvocato Passarello. Dottor Virginio, lei poc'anzi ha riferito di minacce che successivamente all'incendio Sigros avrebbe subito il colonnello Morelli. Faceva riferimento al maggio del 91. È certo di questa data o pensa che possano essere successive ad una migliore riflessione? In realtà, mi scusi, completo, in un suo interrogatorio che è acquisito agli atti e quindi di cui la Corte ha la disponibilità,
il colonnello Morelli faceva riferimento ad un episodio accaduto nel luglio del 91. Infatti io ho precisato che non sono certo di questa data, cioè è una cosa che è capitata nella prima parte dell'anno, ora nel primo semestre, a me sembrava così, può darsi giugno o luglio, purtroppo io di questa data non sono certo. Con riferimento alle somme che lei ha saputo essere state effettivamente versate dal Morelli, può dirci se si trattò di un unico o di più versamenti, secondo quelle che sono le sue conoscenze? Ma ho visto che i documenti dei crediti fra il conto l'overseas e quello svizzero sono di alcune contabili, quindi questo lascerebbe pensare a momenti diversi. Per un totale di 1 miliardo? Per un totale di 1 miliardo. Senta, e ricorda il primo di questi versamenti di quando è? La prima di queste contabili? Ce l'ho scritto su quel foglio. Sì, io magari glielo restituirei. No, questo è il nostro. Poi ci sono tutte queste contabili, io però non ce l'ho con me, però ci sono. Cioè non fanno parte degli appunti che lei... Fanno parte. Può essere che sia stato nel dicembre del 91 il primo di questi versamenti? Vorrei dire una sciocchezza, io posso anche proprio domattina farvi avere delle copie delle contabili dalla sigla. Signor Presidente, se mi consente, poiché pare che questi documenti siano, a cui fa riferimento il dottor Virginio, siano agli atti del fascicolo del pubblico ministero e quindi in nostro possesso, se mi consente di mostrarli al dottor Virginio, se li riconosce come i documenti di cui sinora ha parlato e quindi se può orientarsi in merito a questa mia domanda. Se il pubblico ministero mi conferma che si tratta di atti a disposizione da parte, sì. In questo momento, per la verità, non sono in grado di dirlo perché la documentazione. Comunque ricordo che Si accomodi, avvocato. Sì, e allora sulla base di questi può dirsi che il primo di questi versamenti fu fatto nella seconda metà del dicembre 91? Qui è 30 settembre 91, 30 settembre, 30 ottobre, 29 novembre. Mi scusi, questi cosa sono, questi cui lei fa riferimento? Sono quei trasferimenti, sono le date. Dei trasferimenti? Dei trasferimenti a questo conto svizzero. A questo conto svizzero, ma ecco, la domanda è questa: il primo utilizzo del conto svizzero a favore del Morelli di quando è? Questa era la mia domanda, il primo utilizzo. Io non lo so. Ma da questa documentazione di cui lei ha parlato non si evince? Ma probabilmente se il passaggio ai primi denari sono stati dati il 30 settembre si può dedurre che ne avrà avuto bisogno in quell'epoca lì. Però è una deduzione, non lo so. Non so lui
Senta, e leggo in uno dei documenti di cui lei ha parlato stamane, è questo un parere del professor Pietro Trimarchi, che residuava un diritto di credito vi era un diritto di credito nei confronti del dottor Morelli da parte del Sigros per 1.438.000.000. Io vorrei capire questo, dico, avete esercitato un controllo sulla residua somma? Cioè nel 1993, diciamo così, per questa operazione di mutuo erano stati stanziati circa 2.600.000.000. Esatto? Era stato dato disponibile questa cifra dai documenti si vede questo. Sì, e dico, quindi per voi fino a quella cifra, fino al 93, era fuori quella somma? Posso presumere che sì. Cioè la cifra residua è quel rientro che non era stato utilizzato. Prego? Quella cifra residua è quel rientro di cui si parlava prima che non era stato utilizzato. Il rientro è questo 1.438.000.000. E mi scusi, e questa somma che destinazione finale ha avuto? Nella cassa della società. Nella cassa della società? Ma mi scusi, nella cassa della società è rientrata quando? Successivamente al 93 e a quel verbale e a quella seduta di consiglio d'amministrazione? Esatto. È rientrata successivamente. Esatto. Invece, mi scusi, sino a quella data era stata nella disponibilità di chi? Di questo conto svizzero. Di questo conto svizzero. Per il momento, Presidente, non ho altro. Presidente, mi scusi, no, c'era un altro profilo che dovevo un attimo approfondire col dottor Virginio. Poc'anzi lei faceva dei riferimenti a questi contributi che le ditte fornitrici del Sigros debbono effettuare uso le sue parole, per utilizzare insomma gli scaffali. Mi pare che lei in gergo, ecco, ha utilizzato questo tipo di espressione. Lei fece un controllo, nel senso che questi contributi erano stati versati dalla ditta cui faceva riferimento Tuccio Salvatore, esatto? Senta, può dirci... il controllo che, sì. Cioè, questi contributi è una prassi. È una prassi, sì. Una grande distribuzione che sì. Per essere referenziati sì. o per stare sugli scaffali si paga un contributo promozionale, no? Sì. E quindi lo pagano dalle grandi alle piccole aziende, dalle più grandi, dai leader alle piccole aziende. Senta, e come viene commisurato? Sì. Come viene commisurato questo contributo? Ma non ci sono delle regole fisse, dipende dalla forza del marchio, dipende dall'estensione dell'assortimento, dipende da cosa, siccome è un fatto competitivo, da cosa offrono i concorrenti diretti, cioè le variabili sono molte, no? Però in linea di massima io il controllo così che avevo fatto è che i contributi fossero allineati o in linea con quelli che dava il settore, cioè sì. Che non ci fossero delle anomalie su questo fornitore. Cioè che non ci fossero delle particolarità a suo vantaggio, è esatto? Esatto. Esatto. Senta, e quindi è corretto dire che anche nell'ambito, diciamo, di forniture medio-piccole si tratta di cifre nell'ordine di decine di milioni? Parlo in una scansione temporale annua almeno? Sì, è corretto. Come? Sì, danno dei contributi molto importanti. Ecco, mi può così, a titolo solo di mero esempio, perché
anche per illustrare alla Corte, cioè una media azienda, una media azienda nel settore lattiero caseario catanese, cosa paga a voi a titolo di contributi? Ora andando proprio Nello specifico. non lo ricordo, No. però lei faccia conto che un contributo medio può essere del 6, del 7%, cioè se lei per esempio Mi scusi, rispetto al 6-7 rispetto al? fatturato, Al fatturato dell'azienda. un'azienda che magari lavora già può arrivare a pagare il 7-8% di contributi promozionali. Cioè sul fatturato presunto. Grazie. Ci sono altre domande per il test? Allora aspettiamo il colloquio prima. Un momentino di pazienza ancora, no. Solo un completamento, Presidente, un dettaglio che comunque in termini economici forse non è trascurabile. Dottor Virginio, mi scusi, su questi contributi che le ditte versavano, voi emettevate ovviamente regolare fattura? Certo, se erano in valore assoluto, perché questi contributi potevano essere o in percentuale sulle forniture, Sì. e allora erano nelle fatture di fornitura, Sì. o in valore assoluto una tantum, e allora c'era una fattura, e noi ovviamente si metteva fattura per servizi promozionali. Fattura per servizi promozionali, che ovviamente era fattura che ovviamente era a propria volta corredata da IVA, che vi veniva pagata dal fornitore, che veniva pagata dal fornitore. Se si metteva fattura, sì. Cioè, ora c'è un aspetto fiscale, cioè su queste cose Sì. c'è un trattamento fiscale particolare, per cui se sono prestazioni, per esempio esposizioni particolari, allora c'è un compenso fisso e c'è la fattura con l'IVA, se no invece vengono detratte, cioè c'è tutta una sua regolamentazione secondo la natura. Noi però la seguiamo perfettamente, cioè seguiamo perfettamente le norme fiscali. La ringrazio. Allora mi pare che il pubblico ministero può finire l'esame. Dottor Virginio, lei ha mai sentito parlare della fiduciaria Damco? Fiduciaria? Damco. Non so se è quell'azienda, quella di Svizzera. Io non ricordo i nomi. Infatti Sì, dico al di là del nome, dico ricorda... in questi documenti che mi ha dato c'è questa fiduciaria. No, non glielo dà io. Che mi ha dato l'avvocato. Appunto, stavo proprio vedendo che c'è questa fiduciaria. Sì, l'ho vista qui, no? Ma Comunque non ricorda quali altri rapporti intervenissero tra il gruppo della Rinascente? Con noi no, con per quello che mi riguarda assolutamente no. Ma questo finanziamento che sostanzialmente venne stipulato, venne riportato in bilancio? Certo. Ma venne riportato nel bilancio del 1991? No, nel 91 nessuno ne sapeva niente. E quando venne riportato? Nel 93. Cioè 2 anni dopo? Quando è venuta fuori, se
in quel verbale del Consiglio di amministrazione c'è quella lettera, non so se ha visto, è riportata quella lettera che ci aveva fatto Tramontano, no? Qui ha detto: vi rendo noto che ho fatto questo, questo, questo e questo. A questo punto ne abbiamo preso atto e a questo punto è stata immediatamente riportata nei libri della società, nei bilanci. L'importo. È stato restituito questo finanziamento? È stato restituito alla scadenza. Ed è stato poi riportato in bilancio? È stato riportato, è stato approvato dall'assemblea, cioè c'è stata anche l'assemblea dei soci, poi ha approvato il bilancio. Quindi sostanzialmente, se non si fosse scoperta questa vicenda, se cioè non ci fossero stati gli arresti di Tuccio Salvatore e degli altri imputati di questa vicenda, questo finanziamento sarebbe stato riportato in bilancio? Questa è una domanda che mi sono sempre, una domanda che io mi sono posta, è come e quando, cioè evidentemente qui è difficile penetrare. Voglio dire, cioè, come avrebbe fatto, cioè come si sarebbe risolta poi alla fine questa situazione? Questa è una domanda alla quale io non so mai dare risposta. No. Questo lo dico perché ovviamente se le iniziative sulla ratifica sono come diceva poc'anzi il collega, del novembre o dell'ottobre del 93, proprio a seguito della emissione dei provvedimenti restrittivi, rimane e c'è da chiedersi cosa sarebbe avvenuto per quanto riguarda la iscrizione in bilancio di queste operazioni. Comunque lei ha già risposto che non sa dare una risposta. No, non so come avrebbero trattato, perché noi non l'avremmo registrata, perché non sapendolo non sarebbero registrate, però a un certo punto questa cosa doveva avere una sua nel tempo, no? Quindi nei 2 anni... In fondo secondo me per la società è stato un bene che sia successo questo, perché è stato un minor danno, no? Perché sennò probabilmente i soldi che uscivano sarebbero stati di più, no? Quindi è stato un bene, però da un punto di vista certamente è stato un bene, no? Scusi, dottor Virginio, la utilizzazione di un aereo privato della Fiat, da chi dipende? La utilizzazione da parte di soggetti appartenenti al gruppo, la utilizzazione di un aereo privato della Fiat, da chi dipende? Chi autorizza la utilizzazione? Chi può autorizzare la utilizzazione di un aereo privato della Fiat? Questo glielo dico perché da relazioni di servizio risulta che il generale Schettino, in una delle circostanze in cui venne a Catania, utilizzò un aereo privato della Fiat. Ora, volevo sapere appunto da chi dipende la utilizzazione. Questo non lo so, perché io per esempio mi sembra, posso dirvi che proprio quel giorno dell'incendio, data la gravità della situazione, eravamo venuti giù e non potevamo aspettare gli aerei normali, avevamo noleggiato un aereo, ma non della Fiat. Io non lo so quelli della Fiat chi ne dispone e noi non li usiamo mai. Ma dico teoricamente. Lei non si è mai trovato in una situazione di questo genere? Fra l'altro, teoricamente sulla base della struttura del ma gruppo. Ci sarà una società di servizi. In genere queste autorizzazioni vengono sempre dalla struttura del personale, no? Quando sono un po', oppure sono alla segreteria dell'amministratore delegato. Cioè queste cose un po' eccezionali o le fa la segreteria dell'amministratore delegato oppure c'è qualche ente di servizio nella... E quindi la segreteria dell'amministratore delegato, cioè il Tramontana, oppure altri? Cioè è un utilizzo, è un mezzo, è chiaro che questo era un consulente, se ha usato un mezzo così qualcuno gli avrà detto, no, non lo so chi.
ci sarà stato un motivo di particolarissima urgenza, non lo so. Io le chiedo, dico, sulla base della sua esperienza e della conoscenza delle regole all'interno della struttura dell'azienda, è concepibile che un amministratore delegato si esponga attraverso la richiesta di un finanziamento di circa 3 miliardi senza che peraltro non vengono messi in bilancio sia neppure negli anni successivi, si esponga senza consultarsi con qualcuno o avere un benestare da parte di chi comunque può coprirgli le spalle nel momento in cui si dovesse verificare la necessità di rendere conto di questa operazione? Lei mi chiede una valutazione di merito. No, non le chiedo. Non si può fumare in aula, scusi pubblico ministero, spegnete le sigarette, fra un po' sospendiamo e potete fumare. Durante la trattazione del processo è vietato. Presidente, le chiedo sulla base della sua esperienza e comunque delle regole all'interno della... Qui ci troviamo di fronte ad un amministratore delegato che si espone e chiede un finanziamento di circa 3 miliardi, ovviamente questo finanziamento non viene neppure registrato in bilancio e dalla documentazione che lei stesso ci ha esibito risulterebbe che di questa regolarizzazione ci si occupa soltanto dopo 2 anni. Ora mi chiedo, chi può fare un'operazione di questo genere se non ha una copertura che al momento giusto può poi attuare? Le chiedo quindi se sulla base della sua esperienza, sulla base delle sue conoscenze, come possa ciò accadere. È certamente un'operazione straordinaria e certo Tramontana era una persona che aveva una personalità incredibile, no? E quindi incredibile in senso era un decisionista assoluto, quindi può darsi anche si sia preso questo rischio come appare, perché di fatto se l'è preso, io non lo so, perché se noi gli si diceva che noi non si ratificava nulla, lui si trovava con questo mutuo, quindi si è preso questo rischio, secondo me se l'è preso perché si è messo in un rischio molto grosso, di fatto lui ci si è messo. Ora, sa, sulla mia esperienza purtroppo è una casistica e grazie a Dio che non ce n'è molto. Un po' di silenzio in aula, per favore. Cioè, in questi casi non è che si può lavorare sull'esperienza, perché grazie a Dio di queste cose io lavoro da 30 anni nella primaria. Una cosa rimane. Lei ricorda quanto fu il danno complessivamente subito a seguito dell'incendio? Fu oltre 35 miliardi. Ma tutto, si perse tutto, senza contare tutti i danni poi. Grazie. Guardi, dottore, scusi, fuori tempo massimo, avvocato. Avanti, coraggio, rapidamente. Sì, grazie Presidente. Signor Virginio, mi scusi, la sua qualifica all'interno del gruppo qual era? La mia? Qualifica? Era direttore E all'interno della Sigros la sua qualifica? amministratore delegato. Io prima le ho posto una domanda, e cioè chi erano o chi sono i soci della IFIL, e lei mi ha risposto che per quello che ne sa, per quello che ho letto sui giornali, sa che la società fa capo al gruppo Agnelli, ma lei non sa precisamente, per quella che è la sua qualifica, chi sono i soci della IFIL. Cioè, voglio dire, lei fa parte del gruppo Rinascente con una qualifica abbastanza importante, non sa dire con precisione chi sono i soci della IFIL. Il nostro lavoro si svolge, io credo che loro abbiano deciso
Mi riferivo al fatto, al tempo nel quale si è verificato il fatto. Va bene, mi riferivo al tempo. È stato un periodo che è passato alla verifica e poi è ritornato all'IFI. Va bene, grazie. Un momentino, pubblico ministero, i difensori degli imputati hanno altre domande perché pare il test è qui da 1 ora e 34 minuti, quindi dovremmo pure licenziarlo. Non ammetterò altre domande. No, scusi, pubblico ministero, dottore Virginio, io a questo punto devo intervenire per un chiarimento, le devo chiedere un chiarimento e me ne dà lei stesso estro per questa domanda. Lei a un certo punto ha detto se no non si ratificava un bel nulla, non so cosa avrebbe fatto Tramontana. Ora dico quali sono stati i criteri. Lei a un certo punto ha osservato questo: Tramontana si è assunto il rischio, se noi non si ratificava un bel nulla non so cosa avrebbe fatto Tramontana, avrebbe dovuto rifondere il danno, penso, non gli rimaneva altro. Comunque voi avete ratificato. Ora io le chiedo, lei sa indicare quali sono stati i criteri utilizzati dal Consiglio di amministrazione per ratificare l'operato di Tramontana? Da questo noi ci siamo fatti fare proprio questi pareri per capire quali potevano essere proprio in termini perché al di là di quella che può essere la sensazione delle cose giuste e sbagliate, cioè se in termini concreti uno che paga una cifra di questo tipo avendo subito un danno di 35 miliardi per tenere in vita la società può essere considerato un'azione fatta nell'interesse della società e quindi non censurabile. Questi sono stati i criteri e quindi è stato stabilito da parte del Consiglio di amministrazione che questo tipo di azione era nell'interesse della società. E quindi avete fatto, tutto sommato, un discorso di convenienza. Cioè quello che fa... È stato fatto un discorso di tipo morale? No, assolutamente, dico un discorso di pura convenienza, esatto. Cioè il discorso che fa qualsiasi, per parlarci fuori dai denti, insomma, il discorso che fa qualsiasi imprenditore commerciale soggetto al pizzo. Mi pare, insomma, perché mi pare che giriamo intorno all'argomento e questo è uno discorso che volevo chiarire. Un altro discorso che è quello dell'ipotesi dell'accusa e sul quale si gira, che è quello dell'incremento degli affari della società Amalia. Lei ci sta dicendo che è il discorso della promozione. Ora io le chiedo, chi decide, c'è un organo, un individuo per ogni azienda locale, un Sigros di Catania, che decide con quali imprenditori deve trattare, quali offerte deve accettare, quali rifiutare, un responsabile, insomma. Allora, questo qui è il direttore acquisti. C'è un direttore acquisti centrale a Milano, ma quello che decide sui fornitori locali è il direttore acquisti che ha il Sigros. Sui fornitori che noi abbiamo messo dentro dopo l'acquisizione noi facevamo normalmente anche delle informazioni tipo commerciale per essere tranquilli di avere dei fornitori. Se volete vi posso dire chi erano, insomma, chi prendeva queste decisioni. Appunto, era questa la domanda. All'epoca il dottor Gasparino era il responsabile commerciale. Lo ringrazio. Quindi pubblico ministero. Presidente, ovviamente a noi darà la parola per ultimi poi. Prego. Assolutamente. No! Avvocato, se lei mi fa notare che... intanto il Presidente, pubblico io chiedo di essere chiuso, almeno che lei non quel... mi faccia notare che sono andato fuori tema. Allora. No, Presidente, mi scusi, io solo chiedo di essere assicurato su quello che ritengo sia un mio diritto, cioè...